Che è? Si parte con questa seconda partita di quest'oggi, dove si affrontano in Trinegra B, Aquile di Sicilia contro Sdirrubati, due gruppi che conosciamo bene, presenti già nella seconda edizione. Possesso per le Aquile di Sicilia che hanno cambiato tantissimo, anzi scusate, Sicilian King. Prendi, fra. Riggio in avanti per Orecchio. Orecchio col destro! Trovano subito il gol del vantaggio i Sicilian King. Sto facendo lo zona qua della squadra. Stai facendo? Allora no, fai cutuppo di rubato. Salire troppo, fra. Buffa per Patellaro, nuovo acquisto, nuovo volto in casa Sdirrubati. Portare nuove soluzioni soprattutto in attacco. Patellaro per Costa, anche lui nuovo arrivato, nuovo volto in casa Sdirrubati, che prende un colpo e c'è punizione a favore degli Sdirrubati. Andiamo in macchina, io ti ammazzo. Però sei un merda, una cosa ti ho chiesto. Ci prova Costa dalla distanza direttamente in porta, ma il pallone finisce per essere deviato e messo fuori. Va a battere Patellaro. Cottone viene contrastato da Orecchio. Patellaro ubriaca Riggio, prova a metterla nel mezzo, alla fine però viene chiuso, il capitano risponde presente. Patellaro nel mezzo, prova Costa, anticipa tutti, non trova però lo specchio della porta. Il portiere direttamente in avanti, cercare il pivot, si gira, va col sinistro, viene chiuso però da Cottone. Uno dei senatori di questo gruppo. Riggio da ultimo, non rischia, cerca il 7, si trovano i due, continua la manovra dei Sicilian King. Prova Puccio ad andare via, viene chiuso però da Buffa. Sali con la palla un po'. Ultimo te fra. Patellaro col destro. Prova a cercare Costa, non si trovano i due.
prova Patellaro, risponde presente il portiere. Cottone, subito pressing dei Sicilian King che non mollano un centimetro. Guida il pressing orecchie, restituisce il pallone, invece no, la tiene comunque lui. Fatto le finte anche a noi dalla regia. Costa si accentra, trova Cottone, c'è la chiusura di Riggio. Indietro. Sì, Sonino, lo conosco. A posto. Damiani. Damiani, sì. I cambi bisogna che chiamarli prima. No, è libero. Basta che prima il giocatore esce e dopo è entrato. Riggio, per Orecchio. Carica dietro. Va via Orecchio, grande giocata. Sarà sicuramente uno dei giocatori più determinanti per quello che stiamo vedendo per i Sicilian King. Riggio dalla distanza. Risponde bene Giacalone. Bravo Riggio. Altra parte. Puccio rischia tanto da ultimo. Poi Patellaro va via, 1 contro 1 con Riggio. Patellaro ne ha 3 adesso. Patellaro si accentra, c'è Costa a dare supporto. Patellaro se la ritrova lì, il portiere la salva sulla linea. Orecchio prova ad andare via. Sempre la stessa cosa, va fra. Bravo! Vieni in mezzo! Silvia, attento che scappa, sì! Buona, boh! Allargati, allargati! Ale! Cade giù Damiano, c'è fallo. Lore, vai basso, fra. Attento, beh. Vede 2 Riggio dietro. 2 Riggio. Riggio si appoggia da Orecchio, se la ritrova lì. Cerca un compagno. Ancora Orecchio a cercare la verticalizzazione su Riggio. Viene comunque premiato il suo inserimento. Costa adesso può ragionare con calma. Patellaro viene a prendersi questo pallone. Siamo curiosi di vedere i nuovi acquisti con il Capitan Badalamenti all'interno del campo. Per me salterà la prima per un infortunio. Tanto giro palla dei Sicilian King. Orecchio con la suola. Perde però il controllo e il possesso del pallone. Va via Cottone. La mette nel mezzo a cercare Patellaro. C'è però l'intercettazione di Nino Damiani. Cottone. Tu parla, allora. Patellaro di prima a cercare e liberare Cottone. Sbaglia però la misura, adesso è palla in avanti per i Sicilian King. Bravo! Gabri! Anche, Lore, anche! Damiano per Damiani. Raccoglie la sponda di Riggio. Intanto Casella nel frattempo
Ricordiamo, presente nei TOTS come miglior attaccante di Serie B. Intanto buffa, giro palla degli Sdirrubati che non vogliono assolutamente forzare, perché non si possono permettere di scoprirsi. Intanto Riggio anticipa, dove c'è Damiano, la lascia lì per Damiani. Buffa a cercare Patellaro, prova col destro, Riggio lo mura. Orecchio prova ad andare via. Orecchio mantiene il possesso. Adesso Damiani di prima sul primo palo, risponde presente Giacalone. Nino. Sei confondito. Dove stanno? Senti, ora qua ne esce, 1-0. Bella squadra. Cognome? Qui ma io devo giocare però punto, poi si consegna giù e su muoio tira avanti. Non lo conosco. Assolutamente. Non fate scappare, allora. Attenzione. Orecchio intercetta tutto, guida il contropiede. Orecchio col destro viene murato. Patellaro adesso da una parte e dall'altra. Ale. Scalisi prova ad andare col sinistro, il pallone rimane dentro, cerca un compagno all'interno. Orecchio però non segue l'azione. Costa si appoggia alla casella di prima, gira questo pallone. Patellaro di prima a cercare e premiare l'inserimento di Casella in avanti. Riggio in avanti per Scalisi. Sei ultimo, Riggio. Grande pallacqua di Orecchio per Scalisi, non si trovano i due, ma era sicuramente una buona soluzione per raddoppiare e andare sul 2-0. Buffa ci prova col sinistro, lo mura il suo stesso giocatore. Sta per Casella che prova a sterzare, ma c'è subito l'intervento di Damiani. Buffa là sul sinistro che è il suo piede forte, preferisce per appoggiarsi da Giacalone, poi Riggio. Ancora il capitano in avanti per Scalisi, esce però Giacalone. Prezioso il suo intervento. Negare la possibilità di raddoppiare. Poi Costa, adesso si portano in avanti gli Sdirrubati che adesso tornano dietro. Giacaloni lo aggrediscono subito in tre. Riesce comunque a liberarsi di questo pallone che scottava sicuramente tantissimo. Giacalone. Guarda, a tua sinistra, guarda.
Vai largo, vai largo. Quasi, quasi. Cambia, ora cambia. Entra lì, entra. Una bella Franco, scegli un po', Franco! Io. Così. Ci prova Scalisi col destro, alla fine poi diventa un assist. Tiro però debolissimo. Giacalone la spiazza via, non vuole prendersi alcun rischio. Puccio cambia assetto adesso i Sicilian King, passando a 2-2, non più 3-1. Cambiano anche gli interpreti. Puccio da ultimo, cercare un inserimento. Casella prova ad andare via, c'è ancora Puccio, la gestita da dietro. Casella va via, può metterla adesso nel mezzo, fine poi diventa un tiro. Arbitro! Scalisi di prima trova però Costa che ci prova dalla distanza col sinistro, poi Puccio prova a metterla giù, ancora Costa insiste, entra dentro, chiama fallo però l'arbitro, fischia e ferma il gioco. Davide, no, non ti colloco, senteva c'è Marco, che sta facendo? Ma vedo il Jimbo. Ormai li sta facendo. In caso quando entra poi glielo dai. No, perché non mi ha detto niente, io ce l'ho pronto. No, li sta facendo. Ci prova Costa! Grande punizione! Appena arrivato, mette subito il timbro su questa partita e c'è il gol dell'1-1. Segna Manuel Costa. La cosa. Gaspara, chiudi il centro, Gaspara! Vai lungo. Lasciate punta a Gaspara, Dai, ma! Samu, scendi, Samu! Oh, è il passo della parte. Tira so! Casella col tacco a liberare Giacalone. Punta capo! Segui qua! Scalisi col sinistro. Giacalone, possesso del pallone, ha tanto spazio per ragionare. Costa, prova ad andare via. Libera Casella. Poteva restituire questo pallone per l'inserimento di Giacalone. Si fa ingolosire e calcia in porta, che è comunque una buona soluzione. Costa gioca corto nuovamente la Casella, che adesso si posiziona per il pallone e c'è un gran gol di Gabriele Casella che trova il gol di Samuele Casella, gol del 2-1. No, vita, per me di merda alle foto che devo uscire. Si riparte col punteggio di 2-1.
adesso in vantaggio gli Sdirrubati con i Sicilian King che si ritrovano a dover nuovamente ribaltare questa partita, come tante partite in precedenza. Comprensibile dati i nuovi e tanti volti, perché è una squadra nuova, ce ne sono solo 2 confermati in questo gruppo. Giacalone a un passo dal gol del 3-1. Una carambola non fa capire bene la traiettoria da qui, però si stanno rendendo sempre più pericolosi. Partita in crescendo adesso per i ragazzi di Capitan Badalamenti. Riggio abbatte. Riggio in avanti, intercetta Casella, poi Giacalone, ci pensa il portiere in 2 tempi, ancora Giacalone, un po' di confusione dentro l'area. Occhio Samu! Vieni, vieni. Bravo! No, giusto. È giusto. Anche lì. Va bene, niente. Non mi fa male. Vai, Ma che tu sai? Ehi! Non va più. No, ma si abbabbiano, ti abbampa se chiossare. Aspetta, vedi che si è fatto, signore. Bravo! Casella. Al centro! Prova a mettere nel mezzo, c'è però l'intervento di Abate. Rischiano tanto qua, un rimpallo che alla fine concede un calcio d'angolo per gli Sdirrubati. Costa, col sinistro, si gira, trova nuove soluzioni, si disimpegna alla grande, trovando Giacalone. Casella. No, lo so! Ancora Casella! All'arbitro glielo devo chiedere. Vai, Pietro! No, non c'era qualcuno. Bravo, bravo. Ancora Casella, insiste. Sta pressando e correndo tantissimo. Costa! Grandissima azione guidata da Casella che pressa, ci crede fino in fondo, la mette nel mezzo e trova il gol e la doppietta di Costa. Orecchio, nuovamente entrato. Orecchio, va via, la mette nel mezzo. Ci prova Abate, cade giù. Signore! La butta giù, signore! Pietro, sei troppo alto, Pietro! Scendi, Pietro! Riggio, gira per Puccio. Scalisi, se la giusta col sinistro! Va bene,
Sarebbe stato difficilissimo se la traiettoria fosse stata indirizzata verso la porta per Giocalone. Tiro potente e preciso. Ancora Scalisi. Batte per Puccio che si inserisce da dietro e finisce qua il primo tempo. Punteggio di 3-1. Cottone in avanti per Patellaro che non riesce ad agganciare questo pallone. No, dopo questa la vuole Orecchio, grande palla questa per Riggio che ci arriva. Esce però il portiere. Bravo, bravo! Ale, entra, Ale. Dietro, ce l'hai, Silvio! Dietro, ce l'hai dietro pure tu, bravo! Esci! Bravo, beh! C'era questa in più, la sono cancella. Non lo trovo, ma quello è ben non ho capito, perché non ho fatto un gol ripeto. È fatto bene. Solo, Ale! Vado la mano. Orecchio di tacco questa palla di Scalisi. Orecchio! Lo stava facendo bellissimo. Vabbè, dai, scendi! Ancora, ragazzi! Così, bravo! Orecchio la lascia per Scalisi che accorciano meritatamente le distanze. Con il gol del 3-2. Patellaro direttamente dal centrocampo, invece no, la passa dietro per Costa. Cambia in assetto gli Sdirrubati passando a 3-1. Costa gira palla. Rimaniamo. Così, Ale, così! Buona scocchiera dentro per Patellaro che la vuole tenere lì a cercare un inserimento dove c'è Cottone, tiro debole col sinistro. Sei con me, Ale, tu? Puccio per Orecchio.
Passa la prima staffa! Sali! La mette giù Riggio. Calma, Riggio solo, calma. Porta palla. Riggio dalla distanza. Buona C'era un avversario davanti a lui, poteva oscurare la traiettoria del tiro al portiere. Però sbaglia comunque la misura e non trova lo specchio della porta, non lo inquadra nemmeno. Adesso Orecchio. Scali si appoggia da Puccio. dietro! Ci può provare col sinistro dalla distanza, ci pensa Cottone ad allontanarla via. Diventi centrale, sì! Scalisi. Spalla alla porta, si gira. Bene, Fra, prima, Poi c'è prima, Patellaro. Giù, vai largo! Ancora Riggio per Puccio. Solo! 3 contro 2. Puccio viene murato da Cottone, adesso contropiede. Guidato da Costa. 2 contro 1. Gol, signore! La lascia per Patellaro, traversa. Guardate che è il gol, signore! Dietro! Costa nel mezzo per Patellaro di prima. Non sbagliare, però! Calcio di rigore. Andrà a battere Patellaro. Patellaro trova il gol del 4-2. Scappano nuovamente di 2 gol gli Sdirrubati. Adesso nuovamente partita in salita per i Sicilian King. Orecchio prova ad andare via con un tunnel, alla fine lo chiude Costa. Bravo! Signore, no, signore! Gabri. Cottone. Giro palla degli Sdirrubati. Prova Buffa ad andare via. Si liberano bene dal pressing. Adesso giocata di Patellaro. Viene chiuso però da Riggio. Di prima il portiere. Scendi, Provano a ripartire. Si fanno avanti i Sicilian King, che non ci se ne vogliono accorciare le distanze. Si prova Riggio dalla distanza. Grande risposta di Giacalone, che la mette in calcio d'angolo. Franco, levati dalla Franco! Bravo, è tuo quello dietro! Dietro! Contropiede degli Sdirrubati, ne approfittano della mancanza di precisione dei Sicilian King. Alla fine ci pensa Puccio a mettere una pezza e a ripartire. Orecchio di prima, prova ad andare via, cade giù e c'è fallo per l'arbitro. Martello, signore! Signore! Pietro, tu, Francesco, guarda dove Andrà Puccio dalla distanza su questo calcio di punizione. Vedremo se andrà direttamente in porto a cercare un compagno. Parte Puccio col sinistro, cercare un tiro di effetto. Stai alto, Ale, stai alto. Appo, lascialo. Scendi. Tu. Cottone di prima a cercare Costa. La tiene lì. Costa con la punta. Poi Cottone di prima! C'è un gran gol. Meritatissimo tra l'altro per la prestazione che sta disputando quest'oggi. C'è il gol del 5-2. Segna Cottone. Alla prossima, Fra. Fate più palle, oh. L'ha ribattuto.
Marco, qual è la cosa? Orecchio dalla distanza col destro. Tiro che non impensierisce il portiere, che lascia chiudere via il pallone. Buffa. Cottone. Ci mette il piede Damiani. Perché può? Quindi non può uscire. Non c'è. Oh, ma tu non è che fa? No, perché sono troppo scarico, quindi non lo può uscire. Tu lì! Ma perché non ti calmi? Dai, ricillo. Chiedi scusa perché se no... Tutta, raga! Se non lavoriamo non Non mangiarsi mai solo. Damiano contro Costa, la mette nel mezzo sul secondo palo. Buonissima palla a tagliare sul secondo dove era pronto ad intervenire l'altro compagno. Stava attaccando proprio quella zona lì. Costa. Lo chiude Orecchio. Patellaro col tacco a cercare Cottone, che non è stazio, cercava la doppietta personale. Gli si sta improvvisando anche attaccante. Damiano in avanti, ci mette la testa buffa. Orecchio la lascia lì per Damiano. Ragazzi, siamo a 4. Manca un quarto d'ora più o meno. Ehi, Samu! È tuo dietro. Va, Damiano col destro a cercare il primo palo. C'era uno spazietto libero, ne voleva approfittare, però tiro che finisce all'esterno del palo. Patellaro può salire a campo e lo vuole prendere. Patellaro la mette nel mezzo a cercare Casella, c'è però l'intervento di Damiani. Dietro. Tutta, raga! Rigina in avanti per Damiani. 2 contro 1. La mette nel mezzo dove c'è Orecchio! Accorciano le distanze i Sicilian King. Quanto manca, signore? Salire tu! Scendi, Samu, scendi, qua. Uno all'uno, non Come la viene aiutare? Lino, non correre troppo, guarda. vai! Se l'è andato, so. Calma, lei! Pensate questo che ha la palla. Aiuto, dietro, adesso. Bravo. Alla! Vigila! Vai, uno che ce l'ha. Ci prova Damiani. Guarda mano, guarda mano. Bravo. La para con il bagger e il portiere. Adesso assedio totale del Sicilian King. Lino, se sei stanco scendi scaliti. Mano, qua appena scendi, mano, perché siamo soli. Aspettalo, Gabri, aspettalo. Ora fai il sugo. Ci mettiamo a vedere le foto. Tirare! Bravo! Vino! Alla prossima! 12 minuti.
Da qua Nino! Damiani con Damiano. Grande palla questa. Cambiare lato. Sicuramente il capitano l'avrebbe nuovamente messa in mezzo. Allargati, Ale. Casella nel mezzo per Costa. Risponde presente il portiere. Che adesso la fa sua. Chiama calma i suoi. Adesso Scalisi la vuole tenere lì. Grande risposta del portiere. Luigi in avanti per Scalisi. Il pallone però finisce fuori. Oh, giratevi palla. Male, invece è ultimo. Costa in avanti per Casella che ce l'ha sul sinistro. Segna ancora Casella il gol del 6-3. Sulla palla, Gaspare. Bravo, vai. Non fai entrare. Scalisi gioca ancora con Riggio, intercetta Casella che sta disputando una grande partita. È nostra. 7-6. Solo da. Bravo, bravo. Te la rimette in fondo. Scalisi, grande sponda questa per il capitano che la vuole tenere in avanti. Ancora Scalisi col sinistro, vuole calciare. E dietro, Puccio! Costa in avanti, c'è Puccio che interviene, intercetta questo pallone e riparte Orecchio. Bravo, Samu, gioca. Alla prossima, nel cambio. La palla, dai, nel cambio ora. Scalisi la mette nel mezzo per Orecchio, interviene però Costa e c'è la ripartenza, contropiede per gli Sdirrubati. Costa 2 contro 2 adesso. Un B, vabbè, sono andati. Tiriamo. Scalisi la porta con la sua, doppio passo, ci prova dalla distanza. Ottima soluzione. Chiamano in timeout il timeout in casa Sdirrubati. No. Si riparte dopo il time out, possesso del portiere con la casacca bianca.
subito in avanti a cercare Casella. 6-3. Scendi, Samu, le Di nulla. prendere, Samu. Scalisi di testa a cercare Puccio. Si porta in avanti ancora Scalisi, la lascia per Puccio che adesso può calciare, viene però murato da Costa e adesso contropiede, 1 contro 1. Scelta saggia, preferisce ripartire Giacalone che adesso se la chiama, si era buttato in avanti però riparte il giro palla degli Sdirrubati che non hanno nessuna fretta di portarsi in avanti poiché si trovano avanti di 3 gol. Casella per Giacalone, palo. Puccio, spalla alla porta, lo chiude però Giacalone. Secondo palo sempre, secondo palo. Giacalone da ultimo rischia, se la cava alla grande però mantiene il possesso del pallone. Costa. Gioca il portiere. C'è il portiere. Gioca. Dai, vieni al cambio ora, fra. Casella cambiata dalla Giacalone. A servire nuovamente Giacalone, c'è la chiusura del difensore dei Sicilian King. Calcio d'angolo. La spazzano via, ancora possesso per gli Sdirrubati. Stanno giocando praticamente nella metà di campo avversaria. Istituisce il pallone agli avversari che ne possano approfittare per accorciare le distanze. Siamo alla prossima, Samu. Damiani ci prova dalla distanza, c'è una deviazione però Giacalone la blocca in un tempo solo. Casella con la sola ne salta uno. Adesso c'è la ripartenza dei Sicilian King con Scalisi, c'è l'intervento di Giacalone, ancora Puccio la vuole mantenere in avanti. Scalisi la mette nel mezzo, esce però il portiere. Giacalone prova via, prova ad andare via con un tunnel, poi Puccio la lascia lì. L'ho visto. Tieni. Bella palla, Manu. Costa l'aggancia col sinistro, non riesce però a mantenerla in campo questa palla. Orecchio va via, lo chiude Patellaro. Uomo, vedo. Orecchio si radica nuovamente il pallone però adesso si libera anche con un tunnel e c'è fallo. Niente falli, picciotti, forza. Gaspar, appena la prossima, Gaspar. Dai, 4 minuti, dai. Svisti, Giulia. Oh. Vale, piano. Giulia, dillo, Alessa, uomo. È stanco, Giulia. Tiro libero per i Sicilian King, superati i 5 falli, adesso saranno tutti tiri liberi i falli che faranno i ragazzi con la magliettina bianca-verde. È stanco, Giulia. Non devi essere exante. Non può correre. Si salta davanti. Ma tu sei difensore. E infatti, ma prima io mi chiamo 6 gol. Però c'è una scala. Passi Nervino. E tu, vabbè. Andrà Orecchio alla battuta con il suo destro. Parte Orecchio! Per la risposta di Giacalone. Risponde presente e fa saltare i suoi sugli spalti. Non me lo bizziamo, non va a battere. Vieni, la giornalista. Che adesso fa un piacere. Facciamo giocare uno. Sali, Ivan, sali. Quanto sei l'ultimo? Alessandro va solo una squadra. Ale! Oh, Piccio, scendete, Piccio. Vai, allora vai. Chiusura di Cottone. Palla in rimessa. Scalisi. Si vuole girare Riggio, la tiene lì. Rischia alla meglio però. Riggio dalla distanza!
Scalisi, alla fine Cottone va via. C'è il contropiede degli Sdirrubati, 3 contro 1. Patellaro. Costa, la mette nel mezzo. C'è l'intervento però di Orecchio. Scalisi. La tiene in avanti, la lascia per Orecchio. Adesso gioca Lonesi, gioca da una parte e dall'altra, non esistono più, non c'è più nessuna tattica. Patellaro, col palo ci riprova. Orecchio per Damiano. Attacca la porta avversaria, Scalisi! Segna il gol del 6-4, ci crederà ancora i Sicilian King. Quanto manca, signore? Quanto manca? Quanto manca? Quanto? 2 gol sopra? Dai, raga, con la testa! Non sento contare, che c'è? Scalisi di prima per Damiano. Prova ad andare via, lo chiude Buffa. La spiazza via Cottone senza pensarci 2 volte. Una porta di 3 punti a casa. Infatti giocano nella loro metà campo aspettando gli avversari, chiudendo tutte le ripartenze, soprattutto le linee al centro, che è la parte più calda. Puntalo, Vale, puntalo. Buffa prova ad andare via. C'è Orecchio però che lo chiude. Patellaro, ma possono approfittare adesso per essere più sereni e andare in avanti. Costa, esce il portiere. Costa prova con un tocco sotto, c'è la chiusura però di Riggio. No, lo so, però di questa azione potevi salire. 2 minuti più o meno. E quello sale. Patellaro per Costa, può rimetterla nel mezzo dove c'è Cottone. Riggio, c'è la ripartenza dei Sicilian King. Scalisi in avanti per Damiano. Orecchio. Calmale. Guarda, Dove c'è Damiano che può metterla nel mezzo. Signore, signore! Hanno chiuso da 3 giocatori. 1-1. Prova Riggio. È nostro. Il rimpallo diventa una sponda. Tocca lui, signore. E poteva approfittare il numero 3. Cavi, scendi. Oh, signore. Signore. Pietro! Basta. Allora, basta. Questa cosa è una cosa normale, se può farlo arrivare. Tutto bene? Ce l'ha. Riggio per Damiano. Sbaglia però la misura. Scalisi. La lascia per Orecchio. Allarga. Provalo! Non ti dimmi che ti viene, stiamo giocando solo anche un minuto.
Scali sì. Volandele col sinistro. Risponde presente Giacalone. E finisce qui la partita 4-6. Vincono gli Sdirrubati che portano i 3 punti a casa. La prossima settimana.